il lavoro di testa e di braccia che fanno le persone, più del 50% va in tasca a pochi, a pochissimi. Significa che in questo momento l'Italia, che è il paese con la maggiore evasione fiscale d'Europa, siamo oltre 130 miliardi l'anno, gran parte della ricchezza che noi produciamo va in tasca e non entra nelle casse dello Stato, va in tasca a poche persone. Nell'ultimo anno e mezzo siamo arrivati a 6 milioni di poveri nella nostra cara Italia. E questi dati sono i dati delle contraddizioni che ci sono nel nostro Paese. La finanziaria a questi temi non risponde, non dà delle soluzioni. Pensate, siamo alle porte di una delle crisi epocali che dalla pandemia non è mai finita, in una crisi che presto la vedremo e la toccheremo con mano, perché già in diverse aziende c'è la cassa integrazione aperta, già in alcune aziende si parla di licenziamenti il prossimo anno e in molte aziende si sta già ragionando degli ammortizzatori sociali, ma abbiamo ancora strumenti fatti in altre epoche, in altri momenti. In finanziaria non c'è nulla. Siamo in un momento, questo come non mai, l'inflazione è altissima, non si arriva alla fine del mese. Poi la speculazione sull'energia e molte imprese si nascondono dietro la speculazione dell'energia per usare la cassa integrazione, per abbattere i salari, non rinnovare i contratti aziendali. E questi temi qua noi li stiamo vivendo tutti e moltissimi dei lavoratori che sono qua lo possono testimoniare.